Senti anche le voci di Roberto Pizzuti che da spesso alleatore proprio anche con Giorgio Damiano per metti ad un che sono dai percorsi per cognossi il Flump, un vecchio ecologista che ti aiuta in periodo sta rinnovando proprio il suo impegno. Buondì Roberto, benvenuto. Buondì a tutti. Dunque ci rendi capire di donde anche l'importanza a livello a ponte di valori che ste flum, perché dal punto di vista ingegneristico viene già sclarita, ecco, dal punto di vista dalle alte Friuli vince di capire anche le svecchie battaglie, magari dopo si interina anche le politiche. Ecco, è complicate, però voi come voi comunicate anche queste robe, sassamè che se implantute, sagute, squatripesse che qualcuno vuol difendi, ma secondo certi immaginari popolari non serve a noi perché c'è serve a lavorare, metti in sicurezza in una certe maniere, fa cimento, fa fabbriche e tutto il resto. È complicato comunicare queste robe come il valore dei prastabi che viene già veduto ad esempio le settimane stade. Ecco, tutto è arrivato un po' a inquadrare il suo valore. Ecco, il valore del tilimente anche dal punto di vista naturalistico, ma c'è che al rischio di schiadenare ad esempio un savoltamento. Sicuramente con tutti gli sopari che sono provveduti, il materiale che ha il servizio per farlo è veramente una roba impressionante. Comunque, partendo di distante, che lì, che il sito dove si la resta fa le traversa ponte, è stato individuato ormai più di 20 anni fa come zone Natura 2000, ossia da zone di conservazione da specie e habitat per effetto di una direttiva europeane che ha dato das drettis che dopo i stas ha mettuto in vore, quindi Spatagliana ha provveduta a individuare precisamente le saris fra cui queste dal greto dal tiliment e anche dopo più in Jugole del tagliamento Donge Madrid, no? E che perché che sono dagli habitat che la ricerca a livello europeo l'ha indicato, quindi l'Unione Europea ha fatto una direttiva perché che gli habitat vengono protetti, no? Dal 92, dal 95 si è arrivata a individuare per dentro, quindi immagini troppo anni sono passati e che gli habitat sono di vario tipo, sono che dai prasuts che sono donde la parte più occidentale che vorresti venire interessate dalle traverse. Dopo sono zone riparis, vegetazione riparia, che assomè una roba banale, ma a livello europeo sono un evore chiaro, perché i flums sono stati quasi tutti canalizzati, e dopo alle vere e proprie cose di aghe, che alla in che tratta lì una larghezza che permette di creare il mosaico in cui avvivi un evore di specie, tanto che il professor Clement Tochner, è un svizzero che lavora in centro di ricerca in Germania, ha individuati sei veramente numerose, quindi un evore di più di che cassicciate a Tor, io non saprei dire se è un effetto sicuramente dalla presenza di aghe, dal mosaico, ma è sicuramente anche per il fatto che a Tor è stato sarà valutato per fare costruzioni o per fare agricoltura intensiva, quindi finché tu arrivi al tilimento tu c'hai poco di naturale, no? E tu lo c'hai appena che tu smonti dalla scarpata. Ecco, io ti faccio una domanda, tu anche come un aldis ecologista, io una brutte parole definire così, ma esperti interessati al territorio, perché anche i tuoi studi lo proviamo in questo ogni tanto vorresti ricordarlo perché non vengono capite. E
è complicato però spiegare alle persone anche il valore di queste robe, perché qualcuno al dice e bisogna ammettere, reagire, disince biel e c'è figate, però altri non capiscono l'importanza, perché il flum se si è autoregolato, disin che dose ragioni se sa, ecco, veduto dal flump. Parla di una che dulaca è più naturale, lancia il maggiore effetto di tutele dal punto di vista idraulico, no? Dulaca è più tutelata parte mediane, alle larghe, sono tutte le specie e tutti sanno le loro funzioni, per esempio il fatto che siano isolis boscadis potrebbe dar fastidio a qualcuno, ma in quel puesto lì queste robe attrattengono le aghe a fare in modo che non vada giù direttamente fino alla tisane, no? E quindi ha l'effetto di laminazione spontanea e naturale che noi altri sovindi raggiungi creando opere costosissime di centinaia di milioni di euro, no? E poi dopo è tutto un discorso più generale, cioè le specie contribuiscono ognuno a fare proprio conto che catene, che rete alimentare, che favorisce l'impollinazione, che favorisce la depurazione delle alghe, che favorisce tanti robi che sono servizi ecosistemici che hanno di vantaggio all'uomo. Se tu perdi su una specie, perché come non è che si perde in individuos, un flore lut, una roba così, e chi all'IDUE purtroppo si rischia di perdere specie e che succede purtroppo in una maniera spropositata, veramente pericolosa, quindi bisogna fermare chi degrado perché o l'indimie c'anche no. Adesso c'è variazione di fa Takaku i robot a fare l'impollinazione dagli splanti, si sono robe sensate. No, veramente se ridossa che è veramente se ridos mal, mi permette di giuntarlo, ecco. Bisogna però reagire e non lasciare stavolta che gli ultimi questi naturali che sono e magari favorire anche qualche riconversione come che l'ha provveduto che il regolamento europeo di l'anno passato, no? Con fatture e con diminuzione dalle iniziative previste, però questa la di fa, cioè non possiamo continuare a distruggere come abbiamo fatto fin come per 4 pannoli di pui e ho vinto di fare robe di qualità anche come prodotti, quindi la natura dà queste possibilità, pensa a tutto l'agricolturismo, tutta la India si muove per vedere di questi biei. Ecco, se tu hai un'esplanade come che hai in certi sbandi della Friuli, ecco lì non ti viene nessuno e allora bisogna mantenere anche questo, perché anche questo ha un vantaggio anche per la sacchetta, no? Ecco, ma pensi tu c'è esigenze che anche i turisti hanno di avere anche tutte bielle perfette, ma pensi tu c'è sfighe? No, Ale che bisogna fare rifletti su tante cose. Però veramente sì, non si ha avonde clarecce perché si vive in città, i robi che poi hanno un effetto, sono raris, sono al limite, io so a fare un censimento di pras, per via di c'è che è stato dopo 25 anni e è stato un lavoro degradato e vuol dire che nonostante norme di tutela e vantaggi che tu puoi disvere non hai nessun controllo, nessuna guida neanche che ti aiuti, no? Invece bisogna sviluppare queste robe qua e sull'aspetto dell'alimento restando stress dal fatto non è possibile che le persone competenti per i vari aspetti non vengano considerati se no alla fine di tutto il procedimento, che è una roba assurda, no? Cioè lì è un sito di importanza europea, così come quel di Madrisio dove che provveduto un'altra opera trasversale. Allora cui ha deciduto di fare le opere certi ingegneri che va bene per certi aspetti ma non per altri, tanto è vero che io
una robe così assurde non le vedo, cioè secondo me fatte apposta per fare un po' di shum, per far via di che si pensa, se avviene qualche problema non tu sei denunciato perché c'è che tutto ha fatto, però hai una roba talmente colossale e proprio secondo me fatte apposta, fatte in dei siti di importanza comunitari che tu ti domandi se molti hanno ragionato e invece ha bisogno che in ogni fase, anche che preliminari, e hanno gli esperti di natura. Ecco, e Cirarin e ingegners io vi sento no le pensano alle stesse maniere e Cirarin insomma di capire anche le politiche diciamo che e a voi di procedere. Roberto Pizzutti insomma che in questo periodo si sta dedicando tanto lo ha fatto sia per lavoro sia come insomma un esperto proprio di tematiche ambientali ma che comunque ha dei studi in proposito. Questa è un'altra discorso torneremo a discutere anche per ore perché come che ti dite è complicata a spiegare se non arriva fin come vuol dire ma ci rindi buttare un claput ti ringrazi Roberto alla volta sì. Grazie a altri mandi, mandi.